Buongiorno a tutti, ospite e protagonista del nostro prossimo evento come studio è Gian Antonio De Mori, un imprenditore dinamico e effervescente che insomma mi voglio anche onorare di considerare un amico, oltre che un imprenditore di lunga data perché a 24 anni aveva già aperto la sua prima azienda, ma poi lui ci racconterà. Tono è un imprenditore che si è lanciato su questo settore da tanti anni e che di fatto segue con molta passione e con molta attenzione tutto questo mondo degli acconciatori a cui lui cerca di dare da anni sempre delle soluzioni molto dinamiche, innovative e sempre dando qualità, assistenza e trattandoli ovviamente come una grande famiglia. Questa è proprio la caratteristica di questa azienda che ha questo marchio di prodotti professionali a livello italiano che è Demerald, che è il marchio storico inventato da te. Mi piacerebbe adesso andare ad approfondire con lui e parlare un po' di questo mondo di Tono, soprattutto senza sottovalutare alla fine quello che è la passione di Tono, oltre al suo lavoro che è una grandissima passione, e mi piacerebbe che poi ci raccontasse anche la sua passione per la musica, che lo vede come organizzatore, no, di questa associazione a cui lui tiene e anche poi come cantante, perché poi Tono insomma ha una grande capacità come cantante e questo ovviamente, io lo dico perché ovviamente ho avuto l'onore di essere invitato, no, sono amico ma sono stato invitato alle serate di questa associazione, di cui tra l'altro anche proprio un motivo molto interessante per cui fare quattro chiacchiere insieme. Allora Tono, la prima domanda che ti farei è: tu inizi la tua attività a 24 anni e apri l'attività e quindi insomma un imprenditore anche coraggioso, precoce, e la tua storia insomma in breve, se dovessi sintetizzarla in poche battute, come ce la racconteresti? Arrivo per caso nel settore, perché un'amorosa di quel tempo non dovevo fare un lavoro che andavo in giro per l'Italia, dovevo stare nella zona perché dovevo stare con lei. Quindi cerco su Giornale di Vicenza agenti per parrucchieri e entro in questo settore, devo dire, meraviglioso. Perché quello che dico sempre è con la mamma casalinga di quei tempi, insomma io sono del 59, no? Dove è la classica mamma, quindi la donna che vedevo come mamma e basta, mi trovo davanti a delle ragazze di 23, 24 anni, 30, 40 che fanno le imprenditrici, le artigiane, sono mamme, hanno famiglia e il ruolo di questa donna mi affascina da morire perché con una capacità e una responsabilità importante quella del parrucchiere e devo dire che l'ho amato fin da subito il settore. Ma questo si capisce un po' dalla passione in cui io ti conosco, con cui tu segui i tuoi clienti. Sì. Insomma, per te insomma, i tuoi clienti io li vedo un po' come consulente tuo, sono la tua grande famiglia. Sì. Anche in questo grande è persone a cui devi dare, sì, perché sì, sono una categoria che se va aiutata loro ti danno il cuore e hanno bisogno di aiuto. Infatti questo è l'approccio che io ho sempre percepito da parte tua nei confronti dei tuoi clienti, che sono questa grande comunità a cui tu ti rivolgi con molta attenzione e passione, anche perché è un settore dinamico questo, in evoluzione continua, quindi è un settore in cui non si può restare fermi o abbandonarli, bisogna comunque assisterli, no? Sì, considerando che il parrucchiere, che veniva considerato a suo tempo un lavoretto, se andiamo a vederlo bene, un vero parrucchiere professionista potrebbe anche avere una laurea, perché tu consideri che il parrucchiere deve essere un motivatore, un esperto di chimica, colori, colorimetria, deve avere delle nozioni sulla cute, sulla pelle, perché tratta capelli, tratta persone, deve essere uno psicologo, deve essere un imprenditore, deve essere un artigiano, ma cosa può fare un parrucchiere con tutte queste attività in una cosa sola? Quindi veramente è un lavoro difficile, a farlo bene è difficilissimo. Sì, sembra quasi in effetti che sia un lavoro molto semplice, ma poi se andiamo a mettere insieme tutte le cose che tu hai messo, questi aspetti, e il fatto che metti anche le mani, no, sulla testa di una persona è una cosa molto delicata. E quindi questo poi. Allora, in realtà tu poi sei anche molto innovativo, perché oltre al fatto dei prodotti innovativi, della ricerca e dello sviluppo, tu fai anche molta formazione sul mondo dei parrucchieri. Credo che la tua sia un'azienda a livello italiano è molto importante. Sì, nella formazione è importante perché ho trovato un collaboratore che è diventato socio, Cristiano Antonini, che lui ce l'ha per passione la formazione. Ma qualche numero sulla formazione? Facciamo quasi 17.000 presenze all'anno nell'azienda, che se uno viene a trovare la nostra azienda non vede un'azienda di prodotti, vede un'azienda di formazione. Perché è a Vicenza, dove siamo adesso. Sì, e quindi abbiamo 3.000 metri usati solo per spazio adibito ai parrucchieri perché si possono formare. Quindi c'è questo rapporto doppio, il cliente parrucchiere ma anche il cliente che viene formato, anche perché proprio per lo scopo che dicevamo prima, il parrucchiere deve diventare più bravo, deve migliorare tecnicamente la formazione. Sì, per dare il massimo ai propri clienti. Per dare il massimo Noi della qualità. Abbiamo fatto una scelta, noi serviamo con i nostri prodotti solo i parrucchieri. Quindi Quindi abbiamo proprio scelto il marchio Demerald
che è un marchio molto conosciuto nel mondo professionale dei parrucchieri, è un marchio che tu non trovi nei negozi. No. Quindi è un marchio che tu per scelta hai deciso di dare solamente ai clienti che sono parrucchieri, che sono tuoi clienti, a cui tu fai anche la formazione. Esatto. Quindi questo modello di business molto particolare, molto, Sì. molto tagliato su misura, che Sì, tu hai deciso sì. di Abbiamo ma fatto è una scelta così subito dall'inizio, subito esatto, dall'inizio. E quindi questa scelta di fare in modo che i tuoi prodotti vengano diffusi solo tra i tuoi clienti e non siano nel libero commercio, nei negozi, no? È proprio una scelta che sin dall'inizio tu avevi impostato. Sì, perché sono prodotti professionali, cioè tu devi capire che un prodotto professionale vuol dire che se una maschera o una crema per capelli deve essere risciacquata molto e ha dei rituali nella fase dell'utilizzo. E il parrucchiere è il miglior consigliere perché conosce i capelli, conosce la cliente, quindi sa scegliere e può proporre alla cliente il prodotto giusto. E quindi noi abbiamo preferito il canale dei parrucchieri, come Demra e Fisia sono marchi che sono in esclusiva solo i parrucchieri. Quindi siamo un marchio in esclusiva per i parrucchieri, solo professionale, parrucchieri a cui tu fai la formazione e siamo un'azienda ormai che compie a parecchi decenni questa azienda, no? Sì, ne ho quasi 38. 38 anni, ci avviciniamo ai 40 anni, quindi siamo un'entità molto importante a livello italiano per la formazione e per il prodotto. Ma poi vorrei un attimino purtroppo porre l'accento su un aspetto che abbiamo purtroppo vissuto tutti nell'ultimo anno e mezzo, no? È stato l'aspetto della pandemia del Covid ed è un mondo che ovviamente è molto impattante nel mondo dei parrucchieri, questo problema del Covid, perché ovviamente le chiusure, il lockdown, tutto. Come ritieni che si potrà interpretare il futuro? Ci saranno degli scossoni? Si tornerà secondo te a una normalità lentamente oppure c'è qualcosa che è compromesso definitivamente? No, compromesso definitivamente no, dai, non c'è A compromesso. parte che tu sei un ottimista di natura. Sì, io sono ottimista per cui sicuramente sono cambiate alcune abitudini. Sì. C'è stato un fai da te, quasi costretto per i Sì. clienti, no? Quindi dal parrucchiere vai soprattutto per i servizi più difficili, Sì. perché il fai da te si comporta, sì, se vuoi farti un po' di shampoo c'è qualcuno che si fa la tintura a casa, ma fai una tintura normalissima che non dà niente. Oggi il parrucchiere vai per specializzazioni, ad esempio le stesse anomalie cutanee. Guardate che il parrucchiere è il miglior personaggio per quello soprattutto che ama il settore della cute, perché da lui si trovano soluzioni sempre. Quasi sempre, il 98% noi i problemi cutanei della Si diventa cute, un consulente. Sì, diventa un consulente e vai dal dermatologo se in casi estremi. Quindi per questo anche il mondo della formazione è fondamentale. Sì, il parrucchiere deve essere sì, professionista ed assolutamente esperto nel consigliare, Sì, sì. specialmente poi il mondo delle donne, no? Che è un mondo più delicato rispetto a quello degli uomini. Pensate che durante la pandemia i parrucchieri ci dicono che i capelli dei clienti, si vede le cute, che sono meno in equilibrio perché lo stress eccetera, quindi pruriti, sensibilità maggiori, sono aumentate queste cose. E adesso invece io vorrei chiudere questa breve chiacchierata così, che a me piaceva proprio di presentare dei clienti, no? Te che sei un amico, una persona speciale nel tuo lavoro, tirando fuori infine, ma non come ultimo aspetto, questa tua grande passione per la musica. Tu hai coinvolto amici, anche me, insomma, che ho voluto aderire con piacere a questa associazione che si chiama Amici del Sound, che tu hai creato, perché tra le varie passioni tue, in primis c'è il lavoro, ma io non metterei in secondo piano la musica, anzi forse li metterei quasi paritetici, no? Poi io ti vedo, insomma, che no, poi vabbè, come passione sì, perché è una cosa che è una passione anche la è una grande musica, passione. no? Come per i parrucchieri no. Allora mi piace perché anche tu, effervescente e dinamico nel mondo del lavoro, anche insomma, nella musica, non è che ti sei limitato a farti una cantatina per conto tuo a casa, ma insomma la tua effervescenza anche in questa tua passione della musica ti ha portato di fatto a immaginare e a pensare che in realtà in Italia oggi non c'è la possibilità di sentire la bella musica dal vivo, no? Sì. Di ascoltarla e quindi di creare nella tua azienda in cui hai creato un lounge bar molto bello a cui io ho potuto assistere in quelle serate che ho organizzato, queste serate in cui ho potuto vedere veramente dei cantanti eccezionali con dei musicisti, tu stesso che canti, sì. E quindi insomma perché sei una passione non solamente da poter organizzare ma anche in cui potersi cimentare, e questa tua grande passione insomma, ti nasce da molto tempo, è stata una cosa così negli ultimi anni. Visto che è recente l'associazione, no? Sì, è recente. Sì. È veramente un'associazione no profit. No profit ovviamente, certo. Che promuove la musica dal vivo di qualità in ambienti piccoli. Perché anni fa con mia moglie a me sarebbe piaciuto ogni tanto andare a mangiare e sentire musica dal vivo e di fatto locali non ce ne sono più.
Il vecchio piano bar non esiste praticamente più perché per vari motivi, equilibri finanziari, non riescono a pagare, dicono il ristoratore. E quindi ho detto, ma è possibile che non si possa vivere? Perché tra l'altro, guardate che ci sono tantissimi musicisti bravissimi, professionisti. Io l'ho vissuto da te le tue serate. Ho E sono sentito delle persone incredibili, di una bravura Esatto. incredibile. Ma queste persone vanno messe un po' in risalto, no? Hai ragione. Cioè, perché poi sono serate dove l'emozione ti prende, no? E quindi come i parrucchieri, quando tu vai al parrucchiere ti fa sentire bello, esci, non so se capita a voi qualche volta che vai dal parrucchiere, esci che sei più bellino, sei più sicuro. Sei più emozionato, sei piacevolmente. È bravo, e sono cose che vedi. La musica dal vivo fa adesso con questa digitale, le cuffiette, che per carità aiuta a sentire musica a tutti, ma io invito i giovani, andate a sentire la musica dal vivo ascoltandola, non chiacchierando nei bar, cercate di trovarvi dei locali che non ci sono, bisogna quindi iniziare a promuovere, ritornare al rapporto umano, quindi alla verità, avere un artista che canta dal vivo senza sotterfugi alcuni, playback, no, e tu senti veramente chi è l'artista. E sono emozioni bellissime perché ce ne sono tantissimi di bravi. Io questo l'ho verificato di persona da te e mi piace anche che proprio questa chiacchierata, al di là dell'evidenziare la tua azienda che è storica, che è importante a livello nazionale, chiuda proprio con questo argomento della musica dal vivo, perché anche questa ha subito poi nell'ultimo anno e mezzo, no? Una fortissima difficoltà derivante dalla pandemia e ci sono dei grandissimi che ha patito di più, eppure ci sono delle persone di altissimo livello che ho sentito da te, che è giusto promuovere e che è giusto anche con la sua azione mettere in evidenza, perché possano anche essere conosciuti al pubblico invece di ascoltare le cose solo perché fa bene al cuore. Fa bene al cuore, è emozionante come dici tu, e ovviamente io ho sentito veramente musicisti di tutti i tipi, anche l'ultima serata che abbiamo fatto lì, che abbiamo visto il castello, veramente delle persone di grandissima qualità, e mi piace proprio chiudere questa chiacchierata dicendo che su questa passione dobbiamo secondo me impegnarci, perché queste persone meritano di essere anche presentate e fatte conoscere dal pubblico, e la gente, se va a ascoltare la musica al vivo, si accorgerà che c'è un'emozione completamente diversa da mettersi le cuffiette in testa. Di questo io ne sono sicuro. A me non resta che ringraziarti di averci ospitato in questa bellissima azienda, di averci fatto fare questa chiacchierata, di aver parlato dei tuoi prodotti, della tua passione da lungo tempo e anche della tua ultima passione che è la musica, e che appassiona tantissimo anche a me. E io auguro buona vita a tutti, perché godiamocela tutti questa vita in tutte le sue sfumature, che sono il lavoro, la passione, la gioia di vivere e stare insieme alla gente. Tono è sempre stato un ottimista e un positivo, a me piace tantissimo anche per questo. Grazie mille, sai. Grazie a te.